Fiusi Blendi, folgorata sulla via di Agrigento? Assolutamente, come si fa a non essere folgorati da questi templi che addirittura Munir, che è appunto la persona che è stata premiata questa sera proprio perché è stato colui che l'ha fatto diventare patrimonio UNESCO, dice che questi templi così organizzati in questo modo, così belli, così anche rari, non ci sono neanche ad Atene, quindi neanche in Grecia. Quindi veramente questo aspetto, diciamo, veramente unico e fondamentale. E poi il paesaggio, quello che ci sta attorno, meraviglioso. Tutto quello che può crescere attorno a questo luogo. Abbiamo parlato anche della Colimpetra, ho fatto vedere anche un filmato che abbiamo fatto lì, cioè questo aspetto agricolo. Io in questo momento sono in un, come si dice, un agriturismo dove si produce il grano, quello appunto gli antichi grani, dove si fa questo tipo di ricerca. Quindi la Sicilia e questo luogo come una potenzialità meravigliosa legata appunto all'archeologia e alla natura. E poi le persone, dai. Abbiamo visto questa sera questo Social Street che io avevo incontrato e che mi hanno detto che funziona ancora, è ancora attiva, quindi questa associazione di cittadini che sono veramente splendidi, cioè proprio sono i siciliani. E questo è, diciamo, ciò che ha visto nel tempo frequentando Agrigento. Invece io le chiedo, il primo impatto con questa città, lei è venuta in occasione del Mandorlo in Fiore. Ecco, Sì, quel è vero. primo impatto comunque non le aveva dato tutti questi elementi, com'è stato? No, beh, perché bisogna ritornare sui luoghi per avere più informazioni. La volta che abbiamo visto il Mandorlo in Fiore, abbiamo fatto questa manifestazione, c'erano poi tutti questi gruppi, c'erano i catalani che si arrampicavano uno sull'altro, cioè c'erano queste espressioni, diciamo, di folklore, no? Internazionale. A me è piaciuto moltissimo, mi sono molto interessata, perché il folklore non è una parte, come dire, poco importante, no? Ma è quello che rimane di una cultura e di un'essenza di una popolazione. Invece no, è molto importante. E lo diceva Gramsci, ma non a caso. E poi comunque, ecco, ho avuto poco tempo in quell'occasione, però avevo conosciuto Elvira e da lì poi è nato quest'altro viaggio che ho fatto quando ho fatto la trasmissione in viaggio con mia figlia per Rete 4 e quindi siamo venuti sicuri, no? Proprio ho telefonato, avevo già i riferimenti e siamo riusciti a fare questa parte. Poi questa occasione mi ha dato l'occasione ancora di più di conoscere e di vedere e di conoscere anche chi ci lavora, no? In questo ambito. È veramente molto interessante. Quindi abbiamo anche la possibilità, attraverso la nostra emittente, di dire qualcosa ai cittadini di Agrigento, ma a quanti ci vedono anche da tutta Italia. Ah sì, beh, insomma, cosa posso dire? Vabbè, venite ad Agrigento, capitale della cultura 2025, capitale, come dire, anche dell'aspetto archeologico, estetico. In più, ecco, il viaggio non è la meta, ma è durante e quindi ci sono tante cose da imparare mentre si viaggia e mentre si arriva in un luogo come questo. E quindi certamente godetene tutto l'aspetto più largo. Ecco, quindi anche gli aspetti proprio del cibo, di questo cibo sano che si sta cercando di riprodurre in Sicilia, che fa così bene all'intestino, ne sono testimone. Godetevi le persone, godetevi la mitologia, ecco, anche gli aspetti della mitologia, della storia. E quindi tutto l'approfondimento che si può fare attorno a una cosa del genere, la curiosità è fondamentale, mantenetevi la curiosità per vedere un posto come questo.